Buon pomeriggio amici di Sportisili, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la 14ª giornata del campionato di Serie D Girone B che vede affrontarsi Palermo Futsal Club e il Carenze. Vediamo subito le due squadre in campo, qui gli ospiti, maglia gialla per il Carenze, 19 punti in campionato, poi segue invece il Palermo Futsal Club che oggi presenta per la prima volta la sua maglietta rosa-nero, dunque quella di casa per la squadra del presidente Gabriele Pazzaglia. E qui arriva anche la foto di squadra, presente anche il direttore commerciale Filippo Lario che non era presente, ricordiamo, nell'ultima foto. Arriva anche il piccolo Chinnici, figlio di Lorenzo, ricordiamo. Letto la Fiura. Ok, cerchiamo di capire quale sarà il quintetto iniziale, però nel frattempo mostriamo qualche statistica perché il Palermo Futsal Club è al primo posto con 28 punti, 19 invece per il Carenze, 47 gol fatti, 22 quelli subiti per il rosanero che è il terzo migliore attacco, ma soprattutto la migliore difesa. Intanto vediamo il quintetto iniziale perché parte per Di Chizzi, parte Vivarelli, parte Leto, parte Lopez, parte soprattutto Capitan Vito La Fiora. Dunque questo è il quintetto iniziale. Adesso cerchiamo di capire anche quale sarà il quintetto per l'Iccarense. Vediamo sicuramente di davanti Salvatore Amato con la maglia numero 9, Aiello come laterale, Dario Amato con la 2 e infine con la 3 Simone Lobianco. Tre pali, la scelta è facile, c'è soltanto Ficarra in porta e di conseguenza è lui il portiere. Inizia anche la partita con il primo possesso palla per l'Iccarense che subito si fa vedere dalle parti con Lobianco che scarica su Aiello. Lobianco, Amato per Aiello, lo accompagna verso l'uscita, poi Vivarelli rischia un po' con la pressione alta subito da parte della squadra in maglia gialla. Dunque nemmeno un momento per presentare e continuare le nostre statistiche che subito la partita si è accesa. Vivarelli, si torna da Lorenzo Lopez, si sovrappone il set che guarda la porta, va sul fondo, cross in mezzo, Leto la controlla, poi Lopez. Qui la Fiura si è messo anche le mani tra i capelli perché probabilmente voleva lui questo pallone. Vivarelli, dove aver ricevuto il pallone sul mancino, cerca il compagno, non funziona la traiettoria, dunque Amato torna dietro dal compagno, poi Lobianco. Ci sono due Amato in campo, con la maglia numero 2 Dario Amato, poi con la maglia numero 9 Salvatore Amato. In realtà poi c'è anche un terzo che indossa la 5 ed è Matteo Amato, dunque 3 Amato oggi per l'Iccarense. Lopez, Alessio Leto la controlla e poi scarica su Luca Vivarelli. Vito La Fiora, Lopez, palla centro, Vivarelli qui forse poteva appoggiarsi prima verso Leto, non l'ha fatto. Lobianco vuole giocata solitaria, si appoggia e poi conclusione non irresistibile da parte di Amato, palla che termina fuori. Però l'Iccarense in questi 2 minuti ha fatto vedere che non è una squadra che è arrivata qui al Toccia Stadium per regalare punti. Comunque sono 19 punti e quarto posto per l'Iccarense. Tanto Leto, La Fiura, palla di ritorno, Amato a rimorchio, capisce tutto, poi Aiello si riparte in velocità, Aiello doppio passo contro Vivarelli, poi cerca sulla posizione di Amato, va giù, non c'è nulla, rimessa laterale. Salvo, fallo sempre il sto giro, Salvo, cambiate. Quindi sono 43 i gol per l'Iccarense e 46 invece quelli subiti, quindi 3 in più che li portano ad essere il settimo miglior attacco, dunque non dati saltanti, però dal punto di vista difensivo non va male perché sono 4, sai, qua è la quarta difesa ad aver subito meno gol. Poi bisogna anche sicuramente citare la gara di andata terminata con il risultato di 1-10 per il Palermo Futsal Club, la vittoria più larga di questa formazione. Vivarelli, Lopez, palla ancora in mezzo, allontanata, poi Lobianco, c'è la sorpresa del compagno, poi La Fiura in questo lavoro quasi da centrale andrà a rubare il pallone. Diciamo quindi come siano cambiate veramente tante cose da quella gara di andata, perché a fare 2 gol è stato sicuramente su John, oggi assente, a fare 2 gol anche Lorenzo Chinnici, infortunato, poi un gol anche per Vincenzo Citarda,
anzi 2 gol per Citarda, che ha lasciato poi la squadra per approdare al Monreale. Poi in rete anche Danilo Alario, infortunato. Mattia Mazzole oggi invece non convocato. Poi invece gli unici giocatori a segnare ed essere presenti quest'oggi sono Fito La Fiora con un gol e Luca Vivarelli. Aiello sul destro, vuole calciare per Di Chizzi, è molto bravo qui in 2 tempi a respingere, ma grande conclusione da parte di Marco Aiello. Poi Vivarelli con il sinistro, prende lo bianco, deviazione, rimessa laterale. Luca Vivarelli a battere, dovrebbe essere rimessa laterale, non calcio d'angolo. Vediamo dove il numero 7 metterà il pallone, infatti è rimessa. Oggi è una giornata quasi primaverile a Palermo per accompagnare questa bellissima sfida di campionato, girone B del campione di Serie D. Vivarelli si intestardisce un po' troppo, perde anche il pallone, poi lotta per riconquistarlo. Amato si appoggia. Lo bianco. Amato, lo bianco. Riceve adesso il pallone. Finta e poi si torna dietro da Dario Amato. Adesso Aiello. Amato. Buono questo lavoro con la suola. Torna poi dal compagno in fase difensiva. Non c'è fretta chiaramente per forzare la giocata. Aiello. Sbaglia il passaggio. La Fiura. C'è l'inserimento di Leto. Non lo serve. La Fiura parecchia per Lopez. Secondo palo. E poi deviazione. La palla non termina in porta, ma per questioni veramente di pochissimo. Tanto si riscalda Misseri per... Anzi no, non si sta riscaldando. Sembrava di sì quasi, ma sta uscendo dal campo forse. Sarà dimenticato qualcosa nello spogliatoio. Lopez, la Fiora fuori l'aria, carica il destro e prova l'imbucata, poi viene fermato. Amato spara alla porta, viene inserito dall'altro numero 9, poi palla centrale di Lo Bianco, non è pulitissima, riesce comunque a passare. Amato, Aiello, può servire il compagno ancora Aiello in mezzo a 2 maglie rosanero, poi Lopez mette il piedone, fermato, tutto ok. Lopez intercetta molto bene quel pallone, si riparte con la punta. La Fiora può puntare la porta. Si è fermato Vito La Fiora in mezzo a 2 maglie gialle. Riesce a fare passare il pallone. Lopez aveva forse un calcio di punizione, ma non c'è nulla per il dietro di gara. Leto, Vivarelli. Lopez. Luca Vivarelli può puntare per entrare sul suo magico mancino. Lopez. La Fiora con la punta. Tiro, diciamo, con poche pretese, quello di Vito La Fiora. Non un tiro pulitissimo. Intanto si riscalda Antonino Bilittari, che potrebbe fare il suo ingresso al posto sicuramente di uno tra Leto o Vivarelli. Vediamo chi sarà il rossanero a lasciare spazio all'ex calciatore di Cus Palermo, Delfini. Aiello sbaglia qui il passaggio. Leto indemoniato, lotta. Leto cerca sul secondo palo La Fiora, però c'era stato un intervento irregolare, calcio di punizione. Questa può essere una chance ghiotta per il Palermo Futsal Club, perché da queste distanze La Fiora può anche calciare, potrebbe calciare e lo vai a fermare come se dovessi tirare. Però Vivarelli sul secondo palo, sul primo vediamo Lopez, ma attenzione perché staccato c'è Alessio Leto. Potrebbe essere anche qui una soluzione interessante, però un giocatore come La Fiora solitamente da lì calcia. Ale, allargati, Ale, fai un passetto, bravo. Vai. La Fiora, uno schema per Vivarelli che calcia e prende Amato. Non era nemmeno brutta la conclusione perché era molto bassa e di conseguenza poteva mettere in difficoltà anche Liborio Ficarra, portiere dell'Iccarense, ma si riparte con un corner. Leto per La Fiora che impatta e Ficarra blocca, ma era riuscita benissimo la tattica da calcio d'angolo. Più un'ottima risposta di Ficarra, che ha iniziato bene la sua partita.
Aiello pressato da Vivarelli, lo aiuta la Fiura, poi va giù. Poi palla dietro, Aiello. Sempre molto tecnico il numero 10, Lo Bianco per Aiello, per Di Ghizzi, poi con la sua voce ferma il suo avversario. Intanto dentro Billitteri, fuori Letto. Dopo 8 minuti inizia la gara anche di Antonino Billitteri. Intanto Vivarelli cerca Lopez, lo trova, palla ancora in mezzo Ficarra, poi Vivarelli ha l'occasione, può calciare, Vivarelli la piazza! E va bene così, la sblocca il Palermo Futsal Club con Luca Vivarelli che continua il suo momento d'oro. Terzo gol consecutivo in campionato, Luca Vivarelli, 1-0. Un'azione insistita per il rosanero con Vivarelli che aveva iniziato allargando verso Lopez, poi palla messa in mezzo, la Fiora a dare fastidio a Ficarra che qui ha forse qualcosa da farsi perdonare, poteva sicuramente gettare via il pallone, l'ha lasciato invece lì. Vivarelli in primo momento sembrava volesse quasi passare il pallone, poi ha capito che invece tutto il pubblico fuori incitasse al tiro e lì allora con il mancino non se n'è fatto dire due volte, palla in rete e quindi vantaggio per il rosanero. Poi per Di Ghizzi, nel frattempo scontro tra Amato e la difesa rosanero, la Fiora. Palla in mezzo per Billitteri, cerca di lottare ma Aiello ha una buona guardia. Amato avanza di diversi metri, poi passaggio non perfetto dalle parti di Lo Bianco, palla di ritorno ancora Amato, poi Lopez fa sentire il fisico e le non lo fa girare, sarà quindi rimessa laterale. Lopez c'è largo Billitteri, ma lui torna da Luca Vivarelli, non è mai un'idea cattiva appoggiarsi sul mancino di Vivarelli, poi Billitteri va nel centro del campo, poi la Fiora con la punta e deviazione di Amato che per poco non entra in porta ma sta cercando di scaldare il piede il capitano. Billitteri vuole Vivarelli che impatta, lo schema era riuscito di nuovo però questa volta Vivarelli non ha impattato. Dunque si rimane sul risultato di 1-0 dopo 11 minuti. Lo Bianco, Amato. Aiello va incontro al compagno. Adesso c'è spazio sempre per Lo Bianco. Aiello. Amato. C'è sulla pressione Vivarelli. Poi Amato con il sinistro Aiello e Billitteri per Di Ghizzi. Rischiano di allontanare come possono. Lopez, Vivarelli sbaglia il dribbling, poi Amato calcia. Palla che termina fuori, ma che rischio di Vivarelli che qui non può rischiare però. Billitteri. Nel frattempo è pronto a entrare Gabriele Gennaro. Staffetta classica con la Fiora. Lopez. Vivarelli vuole il sinistro, calcia in porta. E poi Amato respinge, sarà quindi calcio d'angolo con Billitteri che fa ancora una volta ad alzare verso Vivarelli che stavolta non può arrivare a calciare. La Fiora la controlla con il petto, c'è fuori da rigore lo stesso numero 7, infatti viene servito, allarga il gioco, Lopez può pensare alla conclusione, poi accorcia la Fiora, palla ancora di ritorno, Lopez cambia tutto, Vivarelli sul sinistro, può puntare l'uomo, Vivarelli va sul destro, poi si lascia lì un po' il pallone, non un buon dribbling, poi Aiello prova a cambiare gioco, la Fiora di testa. Testa Vivarelli, Amato viene spinto un po' dalla Fiora rischiando un po', e poi intervento da parte del direttore di gara, il signor Francesco Paromanno, che fischia il calcio di punizione. Fuori la Fiora, dentro Gennaro. Tranquilla Luca!
Questo è il cambio classico ormai. 13 minuti di gioco. C'è spazio anche per Gabriele Gennaro. Si riscalda Cirafici nel frattempo. Amato, uno schema per Amato. Il passaggio di Dario Amato verso Salvatore Amato. Palla che viene deviata e calcio d'angolo. Aiello va forte, prende sul fianco Luca Vivarelli. Poi dentro Scalavino al posto di Aiello. Amato, passaggio molto forte sul compagno, ma riesce comunque a controllarlo. Poi palla centrale, vuole agganciarla, in questo caso Scalavino. L'ultimo tocco però è di Billitteri, quindi calcio d'angolo. Andrà Lo Bianco sul punto di battuta e potrebbe si riscalda Cirafici, che potrebbe fare il suo ingresso al posto probabilmente di Vivarelli. Poi palla sul secondo palo per Di Chizzi, in spaccata. Per lui è un esordio in campionato, perché ricordiamo ha giocato 2 partite, ma entrambe di coppa. Potrebbe intanto anche il terzo Amato, Matteo Amato, al posto di un altro Amato, di Dario in questo caso. Amato è largo, scarica sullo Bianco che si gira con la suola, cerca anche il traversone, lo infastidisce Billitteri, palla in calcio d'angolo, minuto 15 di gioco, siamo arrivati ormai alla metà del primo tempo. Palla fuori, conclusione da fuori di Amato che è respinta, Amato ancora! E per Di Chizzi si fa trovare pronto, era rimasto in piedi fino all'ultimo e ha fatto anche bene. Luca, occhio, uomo dietro. A salvo dietro, arriva salvo dietro. Gennaro intercetta il pallone, può lanciarsi poi con l'esterno ed è fallo su Gennaro. Quanti sono, signore? 3-1. Aggiorniamo, ragazzi. Del terzo fallo. Luca, vieni, dai. Luca, vieni. Teniamo la palla e fai il capo. Sono 3 falli per il rosanero, 1 invece dell'Iccarenza. Tanto fuori Vivarelli, dentro Cirafici. E quindi il quintetto adesso è Billitteri, Cirafici, Lopez e Gennaro. Gennaro che ha riposato, ricordiamo, nell'ultimo turno di Coppa contro il Club 83. 1-2 il risultato, gol di La Fiore, gol di Lorenzo Lopez. Cirafici, Billitteri, palla ancora in mezzo a Cirafici, non riesce a calciare, poi Billitteri con la punta e si è sbloccato anche Antonino Billitteri. E quale esultanza con il pubblico presente, con la moglie, con gli amici. 2-0 il risultato. Poi battaglia anche col mister e con i compagni in panchina che tanto chiedevano al giocatore di sbloccarsi e oggi l'ha fatto. Tiro di punta sul palo lontano, 2-0 il risultato. Amato, traversone, Lopez mette sempre la gamba lì nel momento giusto. Billitteri, dribbling, Cirafici, sempre Billitteri. Lopez si inserisce nel frattempo il numero 4, ma lui torna da Gennaro che riceve il pallone. Cirafici per Gennaro, una buona idea, mette una pezza invece Scalavino appena entrato al posto di Aiello, ricordiamo. Amato, Lo Bianco, Amato, spazio per Lo Bianco, autore del fallo precedenza su Gennaro. Scalavino, Scalavino. Adesso vediamo i 3 rosanero quasi in linea, Cirafici, Gennaro e Billitteri. Adesso invece si è tornato al più che classico 2-2. Gennaro riceve il pallone dopo il tocco di Cirafici, palla per Billitteri ed è doppietta per Antonino Billitteri che non si vuole fermare più. Grande palla di Gennaro, 3-0, Tris Palermo Pozzacchiano. Anto, anche il pezzo, Anto. Bravo Billy!
Adesso si è veramente sbloccato Antonino Bilitteri, doppietta. Uno degli ultimissimi acquisti, ricordiamo, del Palermo Futsal Club, arrivato insieme a Gianluca Perdichizzi negli ultimissimi giorni, addirittura Perdichizzi ultimissime ore. Bilitteri invece qualche giorno prima. È stato un po' l'acquisto per cercare di mettere un po' in sicurezza questo campionato, che vede Rosanero al primo posto. Amato Misseri è entrato adesso al posto di Amato, di Salvatore Amato. Scalavino, Matteo Amato. C'è largo lo bianco, c'è il pallone, poi scarica nuovamente sul compagno. Misseri. No, ti dico io dove arriva, dove c'è il giocatore dietro. Scalavino. Ora c'è il Lungolino. Lo bianco per Amato, scaricano ancora i due. Cerca la giocata centrale, buono qui con la suola, tiene lontano anche Bilitteri, poi va a rientrare Bilitteri, lotta, ma non riesce a tenere il pallone. Lo bianco, Amato, Misseri, pressione di Cirafice. Ci mettiamo bene, Gennaro al centro, Gennaro al centro. Misseri, Pigli la palla, pigli. Sali, Gennaro! Gennaro, esci qua. lo bianco torna dietro da Amato, Misseri viene inseguito da Gennaro che rischia un po' con il fallo e infatti lo commette. E il quarto fallo per il Palermo Futsal Club in 20 minuti. La media è piuttosto semplice, 1 ogni 5. Amato, lo bianco, poi cerca anche una conclusione addirittura verso la porta. Perdichizzi è molto attento e scarica subito dalle parti di Cirafici che con l'insisto la controlla. Gennaro viene anticipato dallo bianco, sarà rimessa laterale per il rosanero. Nel frattempo non si sta riscaldando nessun altro in panchina, tutti seduti. Al centro, pigli. Lopez, Bilitteri, controlla e calcia ancora, trova il calcio d'angolo. Vediamo se regalerà ancora una volta un pallone alzato. Infatti è così per Gennaro che la controlla, si allarga, può calciare adesso, spara male, poi Cirafici di testa, Bilitteri allarga verso Gennaro che può rientrare, scarica con l'esterno, poi Cirafici cerca di girarsi, non riesce. Bilitteri, Gennaro cerca lì, poi Bilitteri e ogni pallone che tocca praticamente è sempre gol. Tripletta per Antonino Bilitteri, questo è più semplice. Adesso risultato di 4-0, tripletta per Bilitteri, scatenato oggi. Lo bianco, Amato. Nel frattempo si riscalda Antonino Scozzari. Amato, lo bianco vuole sgusciare via, poi Lopez riesce a tallonarlo al punto di farlo sbagliare. Palla però in calcio d'angolo. Poi Perdichizzi blocca senza problemi. Bilitteri, Lopez, Bilitteri, Lopez, Bilitteri. C'è Lopez solo, infatti riceve il pallone largo, Gennaro riceve il pallone anche lui, Gennaro cerca la porta, deviazione, viene allontanato con lo bianco che si autolancia e prova anche il tiro. Lopez insieme a Gennaro riescono ad arginarlo con il tacco. Lopez, qui tutta la qualità di rosanero che ripartono a 1000 con Gennaro che allarga con l'esterno, Cirafici con il destro, prende però il suo compagno, palla in calcio, anzi in rimessa dal fondo chiaramente. Arbitro, poi time out, arbitro. Amato,
ha tutto lo spazio davanti per avanzare, trova Aiello e poi trova soprattutto il piede di Gianluca Perdichizzi. Minuto 23 di gioco, 4-0. Aiello cerca il cross in mezzo, prende sulla tibia Cirafici. Ok. Amato, Aiello si gira, cerca i compagni, trova però il tacco di Lopez, si riparte con il contropiede, Cirafici allarga sull'out di sinistra, Billitteri, l'inserimento di Cirafici sull'out di destra invece che infatti accarezza il pallone, Lopez. Cirafici cerca con il sinistro la punta, tiro piuttosto debole, sarà calcio d'angolo ma soprattutto time out per il Palermo Futsal Club, che è chiamato qui dal tecnico Natale Gentile, che torna in panchina, ricordiamo, in campionato quest'oggi. Vi mostriamo anche le parole adesso di mister Gentile. Per chi si fosse silenzioso in questo istante, secondo gli sportivi, di 4-0 il risultato tra Palermo Futsal Club e i Carenze. E poi ricordiamo sempre che solo qui sui canali sportivi tutte le partite in esclusiva del Palermo Futsal Club, dentro e fuori casa, campionato e coppa. Nel frattempo in posizione foto a dirigenza Filippo Alario, direttore commerciale, Gabriele Pazzaia presidente, anche Michele Morana e poi anche il piccolo bambino di Carmelo Punzina, sempre presente anche lui per i colori rosa-nero. Intanto calcio d'angolo con Billitteri sul punto di battuta, ci aspettiamo la solita palla alzata, infatti è così, la Fiora la controlla, non è benissimo, è entrato al posto di Gennaro, così come Scozzari subentrato per Cirafici. Billitteri, la Fiora, Lopez, la Fiora per Scozzari che alza la testa, poi cerca la conclusione, deviazione, calcio d'angolo. Ecco, anche con Nini la possiamo fare. Sarà corner con Scozzari sul punto di battuta, probabilmente è uno schema, infatti è così per Vivarelli che spara con il mancino, ma fa male però. Entrato al posto di Billitteri, autor di 3 gol, ricordiamo. Amato. Aiello. Palla in verticale per Misseri che cercava di crossare, poi sia Scozzari che Lopez lo fermano. Con l'ex oratore San Giovanni Battista a mettere una pezza definitiva. La Fiora cerca il tocco a liberare Scozzari. L'ex Veco invece si era fermato. Talluto, è entrato anche lui, il capitano. Luca, vai in aria. Vito, in aria, non questa squadra. Proviamo la 3. Vivarelli. La Fiora. Lopez. Scozzari può puntare l'uomo. Decide saggiamente di tornare da Lopez. Adesso la Fiora allarga delle parti di Vivarelli che cerca forse la porta. Ci pensa un attimo ma non lo fa. La Fiora per Scozzari. Secondo palo. Respinta. Poi Lopez. E non riesce a concludere in porta. Palla sulla linea. Si rimane sul 4-0. Non passalo. Misseri. Amato. Aiello rientra e vuole calciare sul destro. Trova però Perdichizzi che poi cerca anche la porta. Ha voluto fare una prodezza qui Gianluca Perdichizzi. Adesso rimessa dal fondo con Ficarra che si appoggia da Amato. C'è largo Talluto ma non lo guarda al momento. Lo fa adesso. Aiello. Suola, poi Lopez capisce tutto in anticipo, la Fiora, c'è largo Vivarelli, non lo serve, vuole tenere lui e amministrare questo pallone. Andiamo all'infinito, vediamo che succede. Vedi che succede. Guarda dove va l'ollo, non passa. Anche tu cerca lo spazio vuoto, Nini. Vivarelli. Anche tu, Lu.
La Fiura. Vai Vito, entra pure tu. Dai, che stai pigliando campo, entra. Lopez. Scozzari per la Fiura. Si è cercato lo spazio qui la Fiura, che neanche dato la conclusione, non è pulitissimo però. Vivarelli, il dribbling, Aiello lo ferma, poi Scozzari allontana. Dai, tranquillo, dai. Talluto. Ricomincia, non per forza. Si ritorna alle parti di Amato che cambia gioco. Misseri, che è il vice capitano di questa squadra, invece Talluto capitano. Amato centrale, Misseri fa un grande lavoro, poi calcia per Di Chizzi, qui mette in calcio d'angolo smanacciando. Buon tiro, ma soprattutto buona girata di Misseri. 2. Vito. Conclusione con la punta di Talluto in questo calcio d'angolo. Vivarelli invece la porta verso l'esterno, guadagna una rimessa laterale. Palla centrale, la Fiura, anticipato da Amato. Amato, Talluto. Cerca lo spiraglio per servire i compagni, trova soltanto il compagno Misseri, che ha fatto poco fa una buona giocata. Aiello, Amato. Vai, Aiello cerca il palo di ritorno, Scozzari si mette davanti. Manca un minuto alla fine del primo tempo, non ci sono state effettivamente delle interruzioni se non nel time out. Vivarelli, un 3 contro 2, Vivarelli sul sinistro, può calciare a parecchia per la Fiura. La Fiura la porta sul destro, vuole calciare in porta. Esterno della rete per il Leone del Palermo Futsal Club. Talluto. Ultimi 40 secondi per Di Chizzi, accenna una presa, poi chiaramente lascia scorrere, sa bene che lì dietro non c'è nessuno e quindi rimessa dal fondo. La Fiora rientra, c'è indietro Scozzolo, li cambia tutto. Lopez, la Fiora accorcia la sua posizione quasi raddoppiando Scozzari. Lopez, la Fiura, e poi va bene così, finisce il primo tempo, risultato di 4-0 tra Palermo Futsal Club e i Carenze. Una partita che al momento sta sorridendo ai rosanero, che ampiamente si trovano di 4 gol sopra. Noi intanto come sempre vi salutiamo, ma rimanete sempre qui connessi perché solo sui canali sportivi il secondo tempo della sfida. A dopo. Amici di Sportisti, ciao da Salvo Giracci, siamo live dal Polisportivo e Fulgatore Giracci, 23esima giornata del girone A di eccellenza siciliana. La finta e la battuta respinta, allontana l'Oppizio di testa dopo il tiro di controbalzo di Manuel Natella. Giracci in velocità con l'avanzata di Giovagnoli, verticalizzazione, Marcio Fernandez entra in area, non esce il destro, Daguano il suo destro in mezzo, colpo di testa verso il secondo palo di Onuoa, lancio lungo verso Genna che manca l'aggancio per pochissimo. Scalisi, Marcio Fernandez per la corsa di Pineschi, cross in mezzo col mancino, secondo palo del Monego ad anticipare De Morra, prende Pineschi, passaggio dietro, pallone che scorre e libero Giovagnoli per calciare. Parte Pineschi, primo palo, pallone dietro, Scalisi, tiro respinto, De Morra lo ricicla per Diego Fernandez, Grimaudo. Invece parte l'ala, oltre la traversa, alla battuta c'è Todaro, parte lui, la chiama Barbagallo a vuoto, Razak vicinissimo a calciare, sempre il Fulgatore in proiezione offensiva. Onuoa, pallone dietro, Daguano
lo riserve per la conclusione di Natella. Natella, lancio morbido in aria per l'ala, cerca di coordinarsi Onuoha, poi Razak stava aspettando il pallone, lo spazza via Ogbonda. Ritorna a farsi presente la pioggia. Genna all'interno, Natella, area di rigore, cross basso dietro, scivolata di Scalisi, cerca di calciare Onuoha. Ogbonda, Albanese, legge i tempi contro l'ala e può avanzare. Ancora Albanese, il cross respinto da Natella. È sempre del Geraci questo pallone, Giovagnoli, cross a rientrare, non ce la fa a colpirla di testa Guadagnoli. Il recupero di Scalisi su D'Amico, avanza il Geraci, pallone allargato su Marcio Fernandez, al limite Fernandez bloccato. La punizione di Scalisi, secondo palo, Guadagnoli! Giuliano Guadagnoli, gol annullato però per posizione di fuorigioco. Diego Fernandez contro Genna. Diego Fernandez, l'entrata di Genna alla meglio, l'esterno del Geraci mette dentro, deviazione, calcio d'angolo. Scadono adesso i minuti di recupero. E infatti è ufficiale lo 0-0 tra Fulgatore e Geraci. Una partita in cui non abbiamo visto un tiro in porta. Il rigore ci avrebbe dato un punto che però non so quanto avremmo meritato durante la partita, perché non mi è piaciuta la squadra, ma non mi è piaciuta tutta la settimana. Abbiamo preparato male la settimana, siamo arrivati molli come se il Mazara 46 fosse una squadretta, ma chiaramente non è così, ce l'hanno dimostrato sul campo. Abbiamo regolato il primo tempo e poi il secondo tempo avremmo anche potuto pareggiarla, ma ci siamo messi per prendere il 2-0 3-4 volte in contropiede e non l'abbiamo preso per miracolo, per cui non sono soddisfatto, cioè, ero più contento se la pareggiavamo all'ultimo minuto, però i rigori si sbagliano. Gianluca ne ha sbagliati pochissimi con me, quindi niente da dire, il rigore sta designato, può capitare. Si deve reagire, ma è chiaro che tutti hanno perso in casa quest'anno, anche Nissa e Pro Favara, solo la Folgore non ha perso, quindi può capitare. L'importante è reagire, da martedì cominciare a lavorare duramente e mettere la concentrazione, la determinazione, l'umiltà che ci caratterizza, perché se noi pensiamo di giocare sul velluto, sulla tecnica e sulla classe, abbiamo sbagliato completamente atteggiamento. Ci mancano ancora tante partite e dobbiamo resettare e ricominciare. Le cose da questo punto di vista non stanno andando tanto bene. Adamo è rientrato dopo un lungo infortunio, ha preso un pestone al piede gonfio, non siamo riusciti a metterlo in campo. Ganci aveva fatto una contrattura, lo abbiamo fatto giocare 15 minuti, lunedì è andato con la Juniores e ha avuto una ricaduta. E quindi insomma dobbiamo avere maggiore cautela, credo, perché sono giocatori importanti che ci servono tutti, e cercare di stare un po' più attenti. Sconfitta meritata, una prestazione la più brutta della stagione da parte della squadra. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa sfida tra Palermo Futsal Club e i Carenze. Risultato di 4-0 per il rosanero. Vediamo subito Gennaro in campo, vediamo anche Diego Alario, esordio in campionato per lui, vediamo anche Vivarelli, Lopez e Perdigizzi. Dall'altro lato invece Ficarra, Amato, Salvatore Amato, Lo Bianco e Scalavino. Il signor Francesco Ermanno sta facendo di fare anche il pallone dentro la porta e poi finalmente si torna in campo. Primo tocco dunque il rosanero con Lopez che riceve da Gennaro e adesso Vivarelli esce sulla pressione, Scalavino ma lo fronteggia, lo guarda da lontano. Lopez, Vivarelli a Lario, qui sbaglia il controllo, non è favorevole il suo primo tocco della partita, ma siamo sicuri che adesso si rifarà anche sugli occhi del fratello che vediamo al servizio d'ordine oggi.
Per Diego Alario è un esordio assoluto, invece non lo è stato per Danilo Alario, che ha già realizzato anche un gol proprio nella gara di andata contro Liccarense, unico gol in maglia rosanero. Vivarelli, Lopez. Vivarelli, Alario, Lopez, sempre Alario, Vivarelli, Lopez, palla centrale per Gennaro che riesce a toccarla verso Vivarelli che è sul sinistro. Lopez, Alario, finta, poi con la punta rischia il passaggio, infatti sbaglia. Amato, Scalavino, riesce a sgusciare via su Alario. Scalavino e sul destro apparecchia Lo Bianco, poi per Di Chizzi mette ancora una volta in calcio d'angolo. Qui occasione pericolosa per Liccarense al secondo minuto di gioco di questo secondo tempo. Sarà quindi corner, battuta in mezzo forte. Lopez respinge, poi Gennaro con la suola davanti il dietro di gara. Calcio di punizione, il primo fallo dunque di questa seconda frazione per Di Chizzi. Gioca con il quinto uomo adesso quasi. Vivarelli, Lopez, c'è largo Vivarelli, infatti riceve anche il pallone. Lopez vuole girarsi, il dribbling di Lopez poi fermato da Amato. Sarà quindi rimessa tra le zona offensiva per il Palermo Futsal Club con Lorenzo Lopez. Vivarelli, Alario, Lopez, Vivarelli cerca il dribbling, l'ennesimo, cambia tutto. Alario in mezzo a due, cerca di appoggiarsi, sbagliato qui Diego Alario, dunque si ritorna dietro con Amato. Amato appoggia sul numero 9, poi sempre Amato, Matteo Amato questa volta. Lo Bianco allarga per Scalavino, riceve con il sinistro e poi guarda i compagni con il destro perché la scarica su Amato che cerca il traversone in mezzo per Di Chizzi, blocca senza problemi. Poi Vivarelli, qui Scalavino un po' troppo scomposto nel suo intervento. Dunque calcio di punizione del secondo fallo per Liccarense in 3 minuti e mezzo. Alario, Lopez, c'è l'inserimento di Alario, non viene servito. Gennaro, oggi un po' in ombra forse Gabriele Gennaro, ed è una notizia perché solitamente è tra i migliori in campo. Lopez, Vivarelli con il tacco, sempre molto lezioso il 7 che poi batte questa rimessa non benissimo perché Scalavino era vicino, ma Gennaro comunque l'ha presa. Vivarelli, Diego Alario, Lopez, Gennaro, finta, palla incollata sulla suola, vuole girarsi Gennaro, casca giù, tutto regolare, si continua poi da terra, la prende anche con il braccio. Qualche dubbio forse qui. Lo Bianco, Amato per Scalavino, nuovamente Amato, si inserisce il 17, ritorna però da Lo Bianco, guarda da lontano Alario. Amato che va a rientrare, Gennaro lo spinto un po'. Qui sguscia via sull'ottima giocata. Lo Bianco fa tutto, solo e calcia. Lopez poi si mette lì davanti e non fa arrivare il tiro nemmeno dalle patte di Di Chizzi. Calcio d'angolo, palla fuori. Amato cerca il tocco sul compagno, non riesce.
sarà rimessa. Poi Amato calcia senza poca voglia qui, senza molta voglia anzi. Vivarelli. Lopez, sovrapposizione di Luca Vivarelli, fa una grande giocata. Alario prova il pallone di ritorno, calcio d'angolo, c'è spazio ancora per una nuova azione offensiva per il rosanero. Sul punto di battuta vediamo Alario. Vivarelli. Poi consiglia fuori di Lorenzo Chinnici, che dice al compagno di non rischiare da ultimo uomo. Alario, Gennaro, Vivarelli, Lopez, manca adesso un pizzico di fantasia in campo. Alario cerca il dribbling, non riesce a passare, poi lo bianco sbaglia tutto. Gennaro calcia con il destro, palla che rimane lì, poi fa la lotta Gennaro ma non riesce con Scalavino che in mezzo a due vuole passare, poi il dribbling Scalavino, raddoppio di Vivarelli e Gennaro che qui lottano e vanno al contrasto, poi lo stesso 22 va giù, calcio di punizione, il terzo dopo 7 minuti. Dentro Leto, fuori Alario. Vivarelli. Lopez, buono qui la sua giocata con tanta personalità. Allarga Gennaro, la controlla, si litiga un po' con il pallone ma riesce comunque a rientrare. Vivarelli sul destro, Josef va sul sinistro, lo fa adesso, è rapido, Vivarelli calcia. Ficarra blocca e poi va subito quasi a replicare ciò che è stato fatto da Perdighizzi nel primo tempo. Nel frattempo si riscalda Alessandro Corona che potrebbe fare il suo ingresso per Gennaro probabilmente. Vivarelli cambia tutto per Leto, vince il rimpallo, Leto guarda botta, Leto! E poi il palo a negare il gol. Sarà anche calcio d'angolo perché è stata pure una deviazione. Sfortunatissimo Leto. Scavetto per Gennaro. L'aveva anche impattata bene ma senza indirizzare verso la porta. Aiello vince il dribbling, poi rientra ancora Aiello, scivolata di Leto sempre molto puntuale. Lopez intercetta il pallone, si riparte con Vivarelli, palla in profondità per Gennaro. Ficarra mette una pezza, Vivarelli con il petto, Leto per Gennaro che la controlla ma non riesce a tenerla in campo, pallone fuori. Dentro intanto Corona per Vivarelli, dunque gioca Corona come laterale, non come pivot, nel suo vero ruolo. Lui che ha sempre detto di essere un laterale, non un pivot. Oggi ha la chance di giocare nel suo ruolo. Amato fuori dall'area di rigore, cerca di duettare con il compagno. Leto non è d'accordo, Gennaro si appoggia. Corona di prima cerca un'idea giusta, poi non si sono capiti. Aiello allarga, Leto è scivolata, sempre molto utile. Corona la tocca, Gennaro allarga male verso il compagno, poi Amato in anticipo, guarda i compagni, Amato secondo palo, non arriva Aiello ma adesso sta veramente rischiando il Palermo. Fuori Gennaro, dentro Vito Lafiura. E anche Chinnici a caricare il compagno. Lafiura ancora secco in questa partita, lui che è il migliore marcatore rosanero. Scambia con Lopez, palla di ritorno, la tocca Amato, poi lotta con Aiello. Lafiura, Leto, Lafiura. Per Lafiura 18 gol in stagione, 14 in campionato, 4 in Coppa. Tutto questo in 17 partite totali. Leto, Corona col sinistro, non la prende bene. Amato,
c'è largo, lo bianco che può avanzare, scarica e si inserisce, sempre Amato, palla sul lato di sinistra, Aiello la tocca la Fiora per un istante, poi lo bianco mette tutti d'accordo perché la palla è ancora per gli ospiti. Amato, Aiello per Salvatore Amato sul sinistro con la conclusione, viene murato però dall'altro numero 9, Vito La Fiora. Aiello, lo bianco vuole puntare Corona, vediamo se lo fa, scarica sul compagno, poi si inserisce lì davanti. Aiello non vuole rischiare la giocata, adesso Liccarense. Aiello, Amato, Perdichizzi chiama i compagni alla difesa, poi imbucata di Amato, non era una brutta idea questa. Alla prima, Salvo, Marco alla prima, Perdichizzi di testa Amato, poi Corona per la Fiura, poi intervento irregolare di La Fiura che ha spinto il suo avversario in modo irregolare. Minuto 42. Aiello per Amato che calcia e poi Perdichizzi prende anche questa, calcio d'angolo, ma sta flirtando con il gol Liccarense. Poi Aiello spara addosso a Corona. Amato, poi lo bianco la controlla con il destro e rientra sul sinistro. Aiello verso Amato, lo bianco, si inserisce Amato, palla in mezzo, ancora Aiello con la punta, Lopez, si sono agganciati i due. Lo bianco, Amato per il compagno, poi Aiello con la sola calcia con il mancino, palla fuori. Ancora una volta Liccarense in questo secondo tempo sta giocando forse anche meglio del Palermo Futsal Club. Leto, Lopez, Corona, Lopez alza per la Fiora, la controlla con il petto, la Fiora guarda la porta alla Fiora, poi Amato, molto bravo che chiudere. Vito, dai, è giusto che ti chiama, lo devi sapere che è là. Sì, giallo, posizione, giallo. Corona, Lopez per lui al momento tutti i minuti in campo, tutti i 43 di gioco. La Fiora, Lopez, Corona, allarga il gioco per Leto che cerca un passaggio verso la Fiora, forse un po' troppo potente questa volta. Amato che poco fa ha fatto una grande chiusura sulla Fiora, che non è facile. Misseri, uno di migliori al momento per Liccarense, una grande occasione per lui nel primo tempo, girata e conclusione improvvisa, ben respinta da Perdichizzi che adesso guarda i compagni, ma serve Lopez vicino a lui. Ora sì! Corona, c'è anche il passaggio sulla Fiora, non si sono capiti. Misseri vuole girarsi, va giù, ma si continua, poi Lopez mette il piede. Con l'ultimo tocco che è dello stesso Misseri. Trova la finta, allora. Sarà rimessa a laterale con Leto, palla lunga verso la Fiora, chiude ancora una volta Amato, poi Ficarra allontana, va sulla pressione Leto. La palla è molto profonda e quindi regalata direttamente per Perdichizzi, minuto 45. Salta a regalare il possesso per Perdichizzi, poi conclusione con la punta di Aiello. Si scusa il numero 1 che sta mantenendo la porta inviolata. Amato, Misseri, c'è il taglio da parte di Corona che va verso l'uomo ma riesce comunque a fare passare il pallone. Poi Aiello sul secondo palo, Misseri, adesso un po' di sfortuna però per Liccarense che meriterebbe quantomeno un gol.
Fallo prima il centro, ok? La Fiura, Lopez, allunga per Leto, Lo Bianco in anticipo, poi si tocca la testa a Leto ma si continua. Aiello, Misseri con la punta, però il gioco è fermo perché Leto è rimasto giù toccandosi la nuca. Si è rialzato adesso il numero 11, palla che invece verrà restituita agli ospiti con Lopez, e infatti scarica dalle parti di Ficarra. Lo Bianco, Aiello, Misseri vuole la finta sul Leto, riesce comunque a fare passare il pallone a Amato. Lo Bianco, Aiello, adesso c'è largo Misseri, non viene servito, si torna dietro dunque dallo stesso numero 3 Lo Bianco. Amato, Lo Bianco fronteggia la Fiura che non vuole concedere spazio ai suoi avversari. Nel frattempo si scaldano Billittere e Cirafici. Lo Bianco, Amato, Aiello, palla centrale, Misseri non riescono a dialogare i due, Leto si autolancia da solo, ha lo spazio per concludersi la porta, Ficarra la respinge e poi in due tempi, anche grazie all'aiuto di Lo Bianco, fa ripartire subito la sua manovra. Lo Bianco, centrale, Misseri, Aiello, cerca il passaggio ma Corona non è dello stesso avviso. Misseri, Aiello poi cerca l'imbucata, fuori Corona, dentro Cirafici e poi dovrebbe entrare anche Billiteri per Leto. Perdi Chizzi, impostazione dal basso, poi la Fiura si gira, vuole l'appoggio di Leto che guarda i compagni. La Fiura è lui l'ultimo uomo, non può rischiare la giocata. Cirafici con il mancino, palla incollata sotto la suola. Lopez, la Fiura controlla e calcia, poi fuori Leto, dentro Billiteri, dentro anche Talluto per il Carenze. È uscito Lo Bianco, Amato, Aiello lascia lì Billiteri. Aiello, palla imbucata, Talluto, Lopez lo fa subito a infastidire per non farlo girare ed effettivamente ci riesce anche. Aiello sbaglia il dribbling, poi Cirafici lancia la Fiura che la controlla, c'è Billiteri in mezzo, vuole la sovrapposizione di Cirafici, la Fiura per Cirafici, palla sul secondo palo, poi rimane lì, la Fiura calcia con potenza, Misseri però non è d'accordo, la Fiura attacco illuminante, Cirafici, la Fiura sul secondo palo, Billiteri voleva trovare anche questo gol, non ci è riuscito. Misseri, superiorità numerica per l'Iccarenza che guarda la porta, Misseri allarga, bene per Talluto e poi Billiteri quasi stava per fare il poker ma questa volta con un gol nella porta sbagliata. Si rimane dunque 4-0. La Fiura, Billiteri rientra, si dimentica però il pallone, poi lotta e vuole anche un corner ma è rimessa al fondo. Talluto chiama la pressione mister Gentile, poi Lopez rischia tanto su Aiello ma non c'è nulla. Rimessa con Cirafici, Lopez, Cirafici rischia tanto su Aiello, poi un rimpallo lo favorisce, palla inchiodata lì, Cirafici lotta contro due avversari, Misseri va giù, si continua, calcio di punizione ed è fallo di Cirafici.
ed è calcio di punizione quindi per Liccarense. C'entra solo Misseri che potrebbe ricevere il pallone adesso, ma ci sono diversi uomini davanti. Amato sul punto di battuta, ma c'è anche Aiello che però si allontana quest'ultimo, quindi Amato potrebbe calciare verso la porta. Amato appoggia per Aiello che calcia per Di Chizzi con sicurezza, poi alzato e ancora una volta in versione supereroe per Di Chizzi. Billiteri, palla tenuta in campo, dribbling, rientra la Fiura, guarda la porta, calcia, solo potenza per la Fiura che non riesce a sbloccarsi in questa partita. Lopez sempre in anticipo su Aiello, partita perfetta per Lorenzo Lopez. Per Di Chizzi, allarga per Billiteri, sombrero Billiteri e poi Ficarra fa un grande lavoro difensivo, riesce a rientrare e poi si proietta in zona offensiva cercando anche un assist, non gli riesce. La Fiura, Billiteri la controlla, guarda i compagni, la Fiura, calcio non perfetto da parte del numero 9 che poi apparecchia per Lopez che cerca la conclusione, palla fuori. Tempo sta per rientrare anche Gabriele Gennaro, sia lui che la Fiura quest'oggi non sono andati in gol. Ci avvicina in anticipo, poi il suo lavoro, Billiteri, poi regala il pallone a Talluto che la controlla, Lopez questa volta commette fallo ed anche cartellino giallo e dunque calcio di punizione per Liccarense, una posizione praticamente analoga a quella precedente dove Aiello comunque è impensierito per Di Chizzi. Buon lavoro da parte di Talluto, intanto fuori la Fiura, dentro Gennaro dicevamo. Amato ma anche Misseri molto vicino, ci immaginiamo probabilmente è una conclusione del set. Amato per Misseri di precisione per Di Chizzi, mette ancora la punta addirittura. Calcio d'angolo, Talluto adesso. Aiello, palla che rimane lì, Misseri si gira, Billiteri la ruba, può lanciare Gennaro in mezzo a due, palla centrale, poi palla in rimessa laterale con Ciravici che batte subito su Lopez, poi dargli palla di ritorno ma non lo vede Gennaro, l'anticipo di Amato, poi il fisico di Gennaro sempre molto utile, va sul sinistro su Ola e l'ultimo tocco è anche dello stesso numero 22. Dario, vieni a cambiare. Alti. Pronta al doppio, Jack. Bravo. Aiello lotta con Ciravici sulla linea della rimessa laterale. Mancano 6 minuti, poi qualcosina da recuperare, ma non ci immaginiamo tanto. Poi Ciravici lotta con tutta la caparbietà, grande giocata, allarga per Gennaro, palla di ritorno per Ciravici, che voleva invece il pallone a rimorchio, non al secondo palo, però palla fuori. Tanto fallo accumulato, neanche giallo. Giallo forse per Misseri, intanto fuori Billiteri, dentro Scozzeri. Sarà rimessa quindi con Talluto che dà la sfera ad Amato. Adesso nuovamente Talluto. Anche voi ne avete fatti almeno 2 o 3. Lopez, Ciravici, Scozzari, vuole puntare Scalavino, poi si appoggia da Gennaro che è molto largo a prendere questo pallone. Lopez, Ciravici, Lopez, Scozzari, Suola,
Ancora Lopez. Scozzari con la punta. Sta per fare un grande gol Ninni Scozzari. Palla che va fuori, però c'è un piccolo break perché time out richiesto da Liccarense. E dunque 1 minuto di pausa al momento, 56, mancano soltanto 4 alla fine di questo incontro. 4-0 il risultato, 3 gol per Bielletteri. Una partita straordinaria per loro, 1 per Vivarelli. Adesso colloqui dei tecnici con le rispettive squadre, con il mister Gentile che è molto contento della prestazione della sua squadra, però forse probabilmente nel primo tempo, perché qualcosa nel secondo tempo non ha funzionato. Il Carenze ha comunque fatto una seconda frazione di gioco piuttosto positiva. Mentre invece i rosanero non hanno giocato benissimo nel secondo tempo, forse anche un po' la stanchezza, magari ritornando anche al match di mercoledì contro il club. Tanto c'è un cambio tra i pali perché lascia il campo Ficarra, mentre invece Talluto che è il capitano e va in porta, e quindi ci immaginiamo gli ultimi minuti con il quinto uomo per Liccarense. Salgono la scala e si pone gli angoli. Dunque si torna in campo. Giriamo la palla, Talluto poggia dalle parti di Amato, si gioca quindi con il quinto uomo, una tattica che non ha mai fatto bene al Palermo Futsal Club perché ha quasi sempre preso gol in queste situazioni. Chissà che l'Iccarense non abbia studiato infatti questa possibilità. Amato, Aiello, Amato, Lo Bianco cerca il dribbling, Scozzari non è dello stesso avviso, palla messa in rimessa laterale, quindi per l'Iccarense che ritorna in zona offensiva con Talluto verso Amato. Aiello la controlla con il destro, la finta rischiando tanto di Amato con Gennaro che è lì pronto a dargli fastidio, poi palla imbucata, non la tocca nessuno, sarà rimessa per i rosanero. Sul punto di battuta Scozzari che chiama i compagni, poi si appoggia saggiamente da Perdichizzi, forse anche pensando al gol subito contro il club 83 in Coppa. Gennaro sbaglia il dribbling. Lo Bianco, Amato, sale anche Talluto dall'altra parte, si appoggia, Aiello cambia benissimo il fronte di gioco, Talluto con la punta, palla ancora dentro, Talluto calcia, Lopez e poi Perdichizzi se la ritrova anche lì, poi cerca la porta, ma c'è anche una rete sopra, di conseguenza prende proprio quella, ma grande azione per l'Iccarense che ha sfiorato il gol del 4-1. Amato, Talluto, vicinissimo al gol in precedenza. Amato allo spazio per concludere, Aiello torna dietro anche Scalavino, adesso Amato, Aiello allarga per Scalavino, la controlla, poi cerca forse un tocco sui compagni, trova soltanto Amato con il sinistro e non riesce a mantenere la porta inviolata, e Palermo Futsal Club nemmeno questa volta. 4-1 risultato, Amato da fuori. Poi viene chiamato anche un time out per mister Gentile che non è contento del secondo tempo, dicevamo sicuramente negli ultimissimi minuti non può esserlo. Con questa rete presa, gara riaperta 4-1, mancano 20 secondi però. Adesso vediamo se ci sarà qualche cambio, crediamo di no. Con Gennaro che dovrebbe rimanere lì davanti, Scozzari, Cirafici e Lopez in difesa. Chiaramente Lopez centrale, poi per Dighizzi tra i pali. Sono 2 minuti dunque quelli che separano il rosanero dal punto che sarebbe 31. Gennaro con la punta, qui è andato forse un po' troppo superficiale sotto porta, lottando. Poi Talluto ha fatto un grande intervento, poi Scozzari cerca invece la porta,
pallone morbido, troppo, palla fuori. Salissimo! Amato, Tira ancora. Aiello, Questo è tuo! Guarda Simone! Talluto, cerca lo bianco, palla ancora sul secondo palo, gira vicino, tocca poi Aiello. Smorza troppo sul primo palo, poi perde i Chizzi, fa scattare Gennaro, la porta è libera, però non riesce a calciare Gennaro, preso in velocità, dentro invece Misseri per quest'ultimo minuto, anzi perché la gara terminerà, ricordiamo, al minuto 62. Amato, Sali. Misseri, Amato, palla su Talluto, Amato, guarda ancora la porta, ci pensa forse un attimo, poi ci ripensa. Misseri lo invita al tiro, Talluto gioca bene lì Carenze adesso, che forse ha iniziato a giocare un po' troppo tardi, sicuramente un buon secondo tempo da parte degli ospiti, che hanno però pagato un po' il primo tempo non al meglio. Amato cerca la potenza, non trova, perde Chizzi, invece va a lungo a cercare Cirafici, poi Gennaro a porta vuota. Errore incredibile di Gennaro. Lo bianco. Misseri. Siamo 5. Esterno per Amato che allarga verso Talluto. Scala, Vino cerca il tocco. E poi fischietto in bocca, triplice fischio e va bene così, finisce la partita, 4-1 il risultato tra Palermo Futsal Club e il Carenze con questa vittoria dei rosaneri. Dunque tornano a vincere la squadra di Gabriele Pazzaglia dopo lo stop in campionato contro il Futsal Club Monreale e dopo invece aver vinto in Coppa contro il Club 83. Ricordiamo 3 gol per Antonino Biletteri e 1 per Luca Vivarelli. Dall'altra parte invece la rete singola di Amato. Ma intanto, come sempre, vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisiri è tutto. Vi ringrazio e alla prossima.